Oggi è stato rinnovato l'ufficio di presidenza della Quinta Commissione, sono stato rieletto presidente per i prossimi 2 anni e mezzo. Ringrazio ovviamente tutti coloro che mi hanno votato, anche perché il voto va oltre la maggioranza. Da quello che sono i numeri ho preso dei voti anche dall'opposizione, questo mi fa molto piacere, vuol dire che nei 2 anni e mezzo trascorsi si è lavorato bene, si è dato grandi risultati al territorio, in particolar modo con la riforma della sanità, e ci aspetta ovviamente degli obiettivi molto importanti che sono il nuovo piano sociosanitario, le nuove schede ospedaliere e ovviamente tutto quello che riguarda l'intervento sui territori del Veneto affinché la sanità sia sempre migliore per i nostri cittadini. La Quinta Commissione ha eletto me su appunto proposta del gruppo di minoranza centrodestra Veneto come componente dell'ufficio di presidenza. Io ringrazio i colleghi che mi hanno votato, che mi hanno dato la fiducia. Ho ascoltato, sentito chiare, forti appunto anche le disquisizioni che sono venute sul mio nome. Diciamo che all'interno di un dialogo istituzionale tutto ci può stare come appunto ruolo politico, però è un ruolo politico, quello che appunto mi è stato dato, mi sono scelto, ho accettato, perché questo mancava a tutte le discussioni. Quando mi sono state fatte appunto le proposte di creare il gruppo Centrodestra Veneto, ho accettato e quindi sono qua appunto chiarendo questa posizione e ringraziando quanti mi hanno dato la loro fiducia.